Ciao e ti do il benvenuto in questo nuovo video di mattoscacco.com. In questo video andiamo a continuare il discorso che abbiamo iniziato nelle precedenti lezioni, ovvero quello di aprire le colonne e andare a comandare queste colonne, essere dominanti su queste colonne per poi avere un vantaggio e concretizzarlo in vittoria. Questa è una partita molto famosa, giocata da Capablanca, grandissimo giocatore eccezionale, e vabbè, è il suo avversario che non è un giocatore conosciuto ma era comunque molto 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 forte. Se guardi un po' questa posizione, l'analizziamo un attimino insieme e anche qui come nell'altro video ti chiederò in alcuni punti del video di mettere pausa in modo tale che puoi pensare a qual è la mossa che poi ha giocato Capablanca e andiamo a vedere poi se è veramente quella che hai pensato. Allora, qui il tratto spetta al bianco, ma analizziamo un attimino la situazione. C'è un alfiere camposcuro che è cattivo, questo è cattivo, questo alfiere. Perché? Perché non può muoversi, cioè attacca sì i suoi pedoni, quindi è un alfiere dentro la sua catena di pedoni, per questo viene chiamato alfiere cattivo, non ha molte vie d'uscita, mentre il nostro alfiere comunque va a sbattere sempre contro una catena di pedoni, se non altro è una catena di pedoni avversaria, quindi a livello proprio matematico il nostro alfiere è leggermente più forte del suo. Il nostro cavallo è più forte del nero perché il nostro cavallo ha dei punti dove poter andare, mentre non si sa bene il cavallo avversario dove va. Tra l'altro il cavallo avversario ha appena fatto una ritirata da G4, è andato a H6 ed è andato appunto in F7 tramite una serie di manovre. Quindi queste sono le situazioni. Il centro sembra abbastanza bloccato grazie a questa struttura di pedoni, l'ala d'ovest è ancora un pochettino mobile, ma sembra comunque bloccata. L'ala di re anche qui può essere mobile, ma chissà se poi si bloccheranno, si incastreranno i pedoni fra di loro o si aprirà qualche fila. Qui partiamo subito con questa. Che cosa giocheresti ora se tu fossi il bianco? Stoppa pure il video e quando pensi di aver trovato la soluzione, clicca su play così vediamo se combacia. Qui la soluzione è quella di giocare il G4. C'erano tanti tipi di soluzioni, tante mosse e tutte diciamo un po' andavano bene. Allora l'alternativa era un torre A1 per andare poi a supportare la spinta in B5, oppure direttamente B5, però perché B5 non è così forte? Perché permette al nero le entrate. Quindi è vero che poi noi riusciamo a cambiare tutte le... ma però intanto questa entrata è molto 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 insidiosa, perciò analizziamo invece la mossa che è stata giocata G4. Qui Capablanca non ha la minima intenzione di aprire il gioco ad est. Qui sembra quasi che, essendoci comunque una certa tensione fra questi pedoni, sembra quasi no, che una serie di cambi porteranno poi ad aprire delle colonne, però è tutto ancora da vedere. Nella mente di Capablanca però l'idea è quella di giocare ad ovest e di bloccare tutti i pedoni ad est e vedremo che lo farà in modo assolutamente magistrale. A questo punto la risposta del nero quale può essere? Il nero non ha troppe risposte. Una risposta diciamo aggressiva potrebbe essere G5, tuttavia non funziona perché segue cambio, cambio, perde un pedone e in più c'è anche la torre minacciata e quindi deve costretto a perdere un tempo, eccetera, eccetera. Quindi non funziona. Qui la mossa diciamo che gioca il nero è alfiere di 7. L'alfiere si mette su in settima traversa e lascia insomma il controllo dell'ottava traversa e lo possiamo definire anche come una mossa d'attesa allo stesso tempo. Torre C2. La torre in C2 ha molteplici funzioni. Innanzitutto è andata ad occupare la seconda traversa
E questo fa sì che la torre sia molto mobile, cioè molto velocemente può spostarsi da un versante all'altro della scacchiera. Quindi adesso può andare in H2, può andare in G2, sostenere le varie spinte di pedone, ma allo stesso tempo può andare in B2 o A1 e quindi creare così raddoppi di torri sulle future colonne che si andranno ad aprire. Ancora il nero gioca Re H8, Torre G2. Oh, abbiamo capito che il bianco vuole giocare ad est, ma ancora una volta nella mente di Capablanca non c'è la minima intenzione di aprire il gioco ad est, lo vuole aprire ad ovest. Infatti si organizzerà a breve, però vuole allo stesso tempo anche stordire l'avversario. Qui il bianco è anche in vantaggio di spazio e lo vediamo benissimo da tutti questi pedoni, no? Che controllano queste case. Quindi sfrutta questo vantaggio di spazio e questo essere dominante anche in modo psicologico, perché gli scacchi non sono solo cerchiamo di trovare la mossa migliore, ma è anche un gioco psicologico. Spesso si perde una partita perché si è sfiniti, perché abbiamo fatto troppe mosse a giocare in modo difensivo e passivo. Quindi e questo Capablanca lo sapeva molto bene. Torre C2 e infatti il nero risponde con torre G8, dice cavoli, qui se si aprono le file, le colonne, fammi andare ai ripari. G5 e infatti chiude, vuole chiudere tutto e vediamo che fra poco anche questa spinta di pedone in realtà non andrà con lo scopo di aprire le file. Eh, Donna di 8, mossa del nero, H4, come dicevamo prima, serve a supportare tutta la struttura, Re G7, H5, anche qui si crea tensione, Torre H8 e quindi il nero si prepara sulle possibili aperture. Torre H2, ancora una volta non fa capire al proprio avversario quali sono le sue intenzioni, Donna C7 e adesso arriva questa mossa che è Donna C3. Su questa mossa, dato che questa partita appunto come vi dicevo è molto famosa, su questa mossa Botvinnik chiese a Capablanca, allora innanzitutto lui guardò tutta la partita e disse non avrei potuto giocare una partita migliore della tua, ma Botvinnik dopo questa mossa disse perché? Perché? Donna C3 che non ha alcun senso questa mossa. Cioè, non migliora la posizione in nessun modo. Sì, forse consolida un po' la struttura, ma ai fini dell'obiettivo finale del bianco non serve a nulla. E Capablanca rispose perché gli scacchi sono un gioco psicologico. Voglio dare al mio avversario un'occasione in più per sbagliare. Cioè, quando c'è questa tensione adesso ad est e il nero non può fare nulla e noi invece siamo in posizione dominante, più diciamo mosse d'attesa facciamo e non appena è facile, molto facile per il nero fare un passo falso. Ora finché fa mosse d'attesa anche lui va bene, ma se fa un passo falso noi a quel punto abbiamo la partita spianata. Quindi voleva dare la possibilità al suo nero aumentare le probabilità che il suo avversario sbagliasse. Questa risposta mi ha veramente scioccato e mi fa ancora capire di più quanto i grandi giocatori pensano agli scacchi anche ad un livello molto più profondo. Continuiamo con Donna di 8, Re F2, Donna C7, chiaramente mosse d'attesa, raddoppio sulla colonna H. Qui il nero dice ok, abbiamo capito che il bianco vuole giocare ad est, metto anch'io le mie torri. E ora abbiamo detto che il bianco non giocherà ad est, giocherà ad ovest. Ora seguono una serie di mosse che non hanno senso, sono mosse d'attesa per il bianco. Qui il bianco vuole andare subito a raddoppiare le torri ad ovest e infine spingere questo pedone B5 andandolo a preparare. Però adesso seguono una serie di mosse come Donna 1, Torre B8, Donna 3. Queste mosse non sono assolutamente necessarie. Si presume che qui Capablanca avesse bisogno di tempo sull'orologio da torneo. Voi sapete che anche gli orologi da torneo hanno anche l'incremento, no? Quindi può essere che l'abbia fatto
per avere un incremento di tempo. Ora non sono informato se allora, dato che questa partita risale al 1929, c'era questo tipo di tecnologia, però le spiegazioni sono veramente poche di fronte a a questa mossa. B5, finalmente viene fatta questa spinta. A per B5 e adesso ti chiedo un attimino di stoppare il video e chiederti col bianco che cosa avresti giocato in questa posizione. Bene, qui penso che chiunque di noi avrebbe giocato il cambio A per B5, quindi questo pedone che andava a catturare quest'altro di pedone. Ma qui Capablanca ha giocato H6, una mossa molto raffinata, scacco. L'unica via che ha a disposizione il nero è proprio questa. Così facendo, l'ottava traversa è completamente bloccata. Le sue torri sono andate nell'angolo sbagliato della scacchiera e solo quando le torri sono nell'angolo sbagliato della scacchiera il bianco inizia il suo attacco ad ovest. Questa si chiama genialità. Infatti adesso cattura di pedone e qui c'è un punto fortissimo che potrà essere occupato anche dal cavallo e l'idea è anche quello di entrare in A7, ma non con la donna, ma lo vedremo fra poco. Re E7 dice così liberiamo l'ottava traversa, B6 guadagnando ancora più spazio e la donna va in ottava traversa. Ora però l'intera colonna A è in mano al bianco, quindi fare una mossa adesso come donna A7 ha delle pecche. Ha delle pecche perché in realtà non va ad aggiungere valore, anzi gli regali spazio un pochettino al nero che può riprendersi. Qui il bianco invece gioca torre A1. Con torre A1 noi abbiamo raddoppiato la donna con le torri, ma come abbiamo già detto anche nei video precedenti, non va bene raddoppiare i pezzi pesanti, triplicarli sulla colonna, ma se è possibile la donna deve stare dietro alle torri. Quindi adesso ci saranno una serie di manovre che porteranno il bianco a mettere la donna dietro le torri. Torre C8, donna B4, torre in H va in D8, torre A7 andando a mettersi in una casa fortissima e allo stesso tempo attaccando anche il punto B7, re F8. L'idea appunto è quella di portare la torre in H2 dall'altro lato, si può fare o spostando il re e mettendo la torre di là, oppure come fa Capablanca, torre H1 e poi alla prossima andiamo in A1. Alfiere 8, ecco qui, abbiamo raddoppiato le torri. Adesso bisogna mettere anche la donna dietro le torri, quindi probabilmente questa torre in A1 andrà sopra e la donna si metterà dietro. Ecco, ora, secondo te, metti in pausa il video e prova a pensare se è meglio che questa torre in A1 vada in A4 o in A5. Pensaci un attimino e poi quando pensi di aver trovato la soluzione clicca su play. Ecco qui la mossa corretta è torre in A va in A4. È una piccolezza. È una raffinatezza che possono giocare solo determinati giocatori a quei livelli. Ma questa mossa lascia libera la casa A5 e presto capirai perché c'è bisogno di lasciare libera la casa A5. Non è presto capirai il motivo di questa mossa, fra pochissimo. Per ora è ancora un segreto. Re in F8, donna 3, abbiamo triplicato le nostre forze sulla colonna aperta, intanto il nero non fa altro che mosse d'attesa e ancora il bianco cerca anche lui di fare mosse d'attesa, probabilmente ancora per guadagnare tempo. Re G3, tanto il re è già al sicuro, il re bianco proprio non teme nulla. Capablanca cerca un ulteriore posto ancora più sicuro per il re bianco per il futuro, tanto la situazione è in stallo, quindi non c'è problema di perdere tempo. Donna 1, ancora un'altra perdita di tempo, un'altra ancora. E finalmente si decide a muovere quel cavallo. Hai visto dove va a finire quel cavallo dopo una serie di manovre?
va a finire in A5. Ti ricordi quella casa che abbiamo lasciato libera dalla torre? Perché ci sarà la manovra di cavallo D2, cavallo B3, cavallo in A5. Quindi una mossa invece come cavallo in E5 non porterebbe a nulla. Sì, il cavallo è in una posizione forte, ma il nero cambia i cavalli e buonanotte. Mentre questa è un'ottima mossa. Alfiere D7, cavallo B3, torre 8, cavallo in A5. Chiaramente il punto in B7 è ora attaccato due volte, sia dalla torre che dal cavallo. Quindi il nero gioca cavallo D8 per andare a tenere quel pedone e adesso ci sono vari tatticismi. Vediamo se riesci a vederlo. Anche qui ti invito a mettere pausa e poi premi il play quando sei convinto di aver trovato la soluzione. Qui vanno bene due mosse, sia cavallo per B7 e alfiere A6, e comunque si va in una posizione vincente, sia quella che chiaramente ha giocato Capablanca, che è ancora più raffinata, è subito alfiere A6. Alfiere A6 perché pedone per, ti catturo l'alfiere, torre 7, ti catturo il cavallo e dopo questa il nostro cavallo che prima si trova in una posizione dove non poteva far nulla, bam! Triplo attacco perché c'è minacciato anche la donna e alla prossima si perde anche il pedone in A6 e questi due pedoni sono due pedoni passati fortissimi e chiaramente andranno poi a promozione. Quindi questa è stata un'altra magistrale lezione di come è possibile aprire una colonna e di come si prepara l'apertura di una colonna e poi chiaramente grazie al tatticismo si porta a casa la partita. Bene, spero che anche questo video ti sia piaciuto, se sì metti like, lascia un commento, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!